L'ultimo straziante saluto della mamma di Chris a Boom. Negrara si è fermata questa mattina per salutare un'ultima volta il tredicenne travolto e ucciso dal pirata della strada. Le tensioni di questi giorni lasciano il posto al dolore. Familiari, amici, compagni di squadra e di scuola e la comunità ghanese si sono stretti attorno al papà Emanuel e alla mamma Diana, al fratello e alla sorella di Chris. Tutti in silenzio hanno ascoltato la lettera scritta dalla madre che non se l'è sentita di leggerla sull'altare. I medici che si sono presi cura di te dopo il tuo salvataggio ci hanno detto che se ti avessero ritrovato e portato prima saresti potuto sopravvivere. Queste parole mi spezzano il cuore, perché se l'assassino avesse avuto pietà sulla tua anima innocente e avesse chiamato i soccorsi invece di scappare, io non sarei qui. Tra poche settimane compirei 14 anni e non so come riuscirò a celebrare quella giornata senza di te. Addio è una delle cose più tristi che io abbia mai voluto dirti. Riposa in pace, figlio mio. Sono Samuel, fratello di Chris. Chris era un ragazzo vivace e felice e anche se vedi la mamma, dico di bene. Dobbiamo stare attenti quando siamo in strada, perché la nostra vita è preziosa. Ciao Chris, sta riposo in pace e preghiamo che giustizia sia fatta. Sulla bara è stata distesa la maglia numero 17 amaranto e azzurra della Polisportiva Negrara, la squadra dove giocava dall'età di 7 anni sognando di diventare un campione. Abbiamo assaporato e condiviso vittorie e sconfitte in campo e ti abbiamo visto crescere ammirando sempre la tua allegria, il tuo infinito ottimismo unito a quella spontanea simpatia che ti permetteva di entrare immediatamente nel cuore delle persone. Ciao Chris, grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Buon viaggio. I tuoi insegnanti, i tuoi compagni di classe e tutta la comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo di Negrara. Tanti palloncini bianchi e azzurri si sono levati in cielo dal sagrato della chiesa che ha accolto tutte le persone che non sono riuscite ad entrare. All'uscita del feretro la comunità ghanese ha intonato dei canti durante la processione verso il cimitero dove è stato celebrato il rito evangelico, una marcia di dolore per accompagnare Chris per l'ultima volta.